Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste. Buon pomeriggio, benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta. Nella seconda parte parleremo di Mare Nord-Est, lo faremo assieme al General Manager Roberto Bolelli. Nella prima parte siamo in compagnia di Roberto Gerin, dell'ingegnere Roberto Gerin dell'Opera Figli del Popolo, che non lo sa, però lui divide qualcosa di molto importante con Priscilla Presley, Raffaele Pisu, Patti LaBelle, Lily Palmer, Ferruccio De Ceresa, un grande attore inglese Jim Broadbent e Giordano Cotturo. Tutti quanti sono nati il 24 di maggio e se conosce, io devo dire la verità, non so chi sia, il 24 maggio del suo stesso anno è nato anche un DJ francese che, se non ricordo male, andava per la maggiore una ventina d'anni fa, forse anche più, che si chiamava, penso sia d'origine italiana, Cerrone, e in francese sarà stato veramente Seronè, probabilmente. Poi magari stasera va a casa e controlla di chi si tratta. Allora, tanti auguri allora. Grazie, grazie. Anche lei gemelli, quindi? Gemelli, esattamente. Allora siamo in due, io sono il 3 di giugno. Allora, con l'ingegner Gerin, poi ingegner Gerin è anche un gioco di parole non da poco, parliamo delle iniziative che l'Opera Figli del Popolo, ma non solo, ha in animo di intraprendere, anzi sono già, tra l'altro, sono già pronte per celebrare, per commemorare il 50° anniversario della morte di Don Marzari. Mi pare che ce ne siano 3 fondamentalmente. 3 sono gli eventi principali, quindi li diciamo adesso, poi li ripeteremo anche dopo, in modo che le persone all'ascolto possano prenderne nota. Il 28, quindi domenica prossima, alle 12 ci sarà l'inaugurazione di una mostra fotografica nella Sala Polonio, quindi al piano terra di Palazzo Vivante, e una mostra fotografica in cui ci saranno anche foto diciamo inedite, non viste della gioventù, della giovinezza, dell'adolescenza di Don Edoardo, rimessa a nuovo, quindi devo dire che io l'ho vista stamattina in anteprima ed è veramente un ottimo lavoro fatto da Fulvio Bisacco e dai nostri collaboratori. Alle 12:15 ci sarà la Santa Messa celebrata da Monsignor Crepaldi, che ha voluto, ci conosce durante tutto il periodo del suo ministero, e ha voluto rendere omaggio a Don Marzari celebrando lui la Santa Messa sempre a Palazzo Vivante. La messa dov'è? A Palazzo Vivante. A Palazzo Vivante è stata una scelta per valorizzare il palazzo, ma non solo. Nella stessa giornata avremo anche la presenza di molte squadre anche provenienti da fuori Trieste, perché c'è un torneo che, guarda caso, ricorda Guerrino Travan, che è stato per anni il braccio destro, lui si definiva il Sancio Panza, il collaboratore, prima ancora segretario di Vita Nuova e anche lui membro dei Volontari della Libertà nel 43-45, quindi per ricordare Guerrino Travan c'è il torneo sportivo tradizionale, e quindi abbiamo abbinato le due cose. Giovedì 1° giugno alle ore 18 invece ci sarà una conferenza presso la sala dello Studium Fidei presso la parrocchia di Sion, conferenza che poi Tele4 ritrasmette alla domenica pomeriggio, in cui Don Ettore, e probabilmente ci sarò ancora io, Don Ettore metterà in evidenza gli aspetti pastorali, gli aspetti religiosi della vita di Don Marzari. Non a caso abbiamo voluto intitolare queste manifestazioni citando una frase di Paolo VI, abbiamo bisogno di maestri che siano testimoni, e Monsignor Marzari è stato testimone di fede nella sua attività di sacerdote, di democrazia, con le altre cose che racconteremo più avanti. Il clou è martedì 6. L'1
Il 6, il 6 è il giorno. che è il giorno della ricorrenza, 6 giugno 73, 6 giugno 2023, quindi 50 anni, a Palazzo Vivante ci sarà una tavola rotonda che sarà introdotta dal nuovo vescovo, Monsignor Trevisi, che ci farà l'onore di venire nella nostra sede e introdurre questa tavola rotonda, in cui avremo l'intervento del professor Roberto Spazzali, che ha studiato e approfondito molto l'attività civile di Don Edoardo nel periodo della Resistenza e negli anni successivi. Bellissimo il suo libro L'Italia chiamò, in cui proprio dettaglia quasi con cronaca ora per ora i fatti del 30 aprile e quelli precedenti, quelli successivi. Ci sarà poi l'intervento di alcune persone che hanno conosciuto Don Edoardo, sono vissuti in casa, nelle varie generazioni. Quindi partiamo da Silvio Del Bello, che è stato ospite della famiglia Auxilium, quindi del convitto per universitari e per studenti dal 50-55, poi Marino Marini, che è tuttora un nostro preziosissimo collaboratore, che ha vissuto il convitto Famiglia Auxilium e poi la Repubblica dei Ragazzi, e adesso è un nostro preziosissimo collaboratore. Sergio Bonifacio, che è anche lui nostro anziano dell'Opera Figli del Popolo, che parlerà di qualcosa di particolare sugli archivi, perché gli archivi di Don Marzari, che sono stati ampiamente analizzati da Monsignor Libero Pelaschiar, che ha scritto il libro, forse quello più completo dedicato a Don Marzari, però ancora ci sono dei documenti che onestamente non riusciamo a decifrare, e lui è un po' topo di biblioteca, ci passa del tempo e quindi ci racconterà quali altre cose possono dire gli archivi di Don Edi. E ultimo ma non meno importante, un ragazzo, un uomo che non ha conosciuto Don Marzari nella sua attività perché è giovane, però l'ha conosciuto per sentito, per letto. Ha letto le nostre pubblicazioni, ha letto i libri. Andrea Transi è un allenatore delle nostre squadre di basket, l'organizzatore del torneo Don Marzari di mini basket che si tiene a settembre, e quindi a cui abbiamo chiesto di raccontare che cosa di quello che lui ha sentito e letto di Don Edoardo viene trasmesso ai ragazzi che fanno l'attività sportiva, perché riteniamo, ed è una cosa particolarmente importante credo da evidenziare, perché il ricordo delle persone, ok, ci sono le statue, le vie, le opere che hanno lasciato, ma soprattutto non basta il ricordo di chi ha conosciuto una persona, perché poi questi passano. Sì, quindi noi c'è bisogno di portare che l'abbiamo avanti. conosciuto, io ero ragazzino e quindi era negli ultimi anni, siamo sempre meno, ovviamente per un normale ciclo di vita, ma quello che è importante è che le persone lasciino una tradizione che poi viene portata avanti anche da chi non l'ha conosciuta, e questo crediamo sia una cosa importante. Vogliamo che queste manifestazioni, quindi grazie a Tele4 che ovviamente le promuove e le fa conoscere, che consentano alla cittadinanza un po' di far uscire la figura di Don Marzari da tra virgolette, un po' di oblio che è quasi, se vogliamo, naturale, no? Perché siamo talmente abituati a seguire la cronaca, le notizie, le breaking news, eccetera, quello che si vede e che sta succedendo in questo momento, e forse non ci fermiamo a riflettere sul passato. E questo è per questo motivo che appunto desideriamo questi momenti. Però se posso, è una riflessione che mi viene
che mi viene in mente soprattutto pensando alla difficoltà, magari il termine non è proprio l'ideale, però insomma io ero... Fabio Forti era mio cugino, nel senso era il marito della cugina di mia mamma, insomma era mio cugino, e mi ricordo le, diciamo, difficoltà cui andò incontro quando cercò di raccontare diciamo l'insurrezione del 30 aprile, di farla conoscere maggiormente, eccetera. E mi sembra di capire che, come dire, per ragioni, per certi aspetti anche facilmente intuibili, quando si racconta per esempio la storia più recente della città, posto che avvenimenti accaduti ormai quasi 80 anni fa debbano considerarsi recenti, però mi sembra come che la città si concentri su Risiera da una parte, Foibe dall'altra, e per tutta una serie di, ripeto, di ragioni che possono essere comprensibili, però non racconta, per esempio, l'insurrezione, non racconta, se vogliamo, nemmeno quanto accadde al Tartini, cioè l'impiccagione di quelle 51 persone esposte poi dai tedeschi, cioè sono dei visibili dalle finestre degli autobus che passavano e che dovevano addirittura avevano l'ordine di rallentare per fare in modo che si vedesse ancora più. Ma cioè, è come se appunto ci si concentrasse su determinati episodi e per certi versi su determinate figure, sulle figure ancora meno, dimenticando proprio altro. Questo è vero. Allora, intanto grazie per aver ricordato Fabio Forti, carissima persona, e basta leggere, c'è una bellissima intervista di Forti, di Carlsen, in uno dei vari libri scritti sul periodo, che è un periodo che è stato molto analizzato e approfondito, non solo da Spazzali, da Carlsen, da altri, da Belci. Effettivamente, Fabio Forti lo dice con molta fermezza, c'era una volontà di oblio. Grazie a Forti e alla sua spinta, è stato l'ultimo presidente del Volontario della Libertà, mio papà era un volontario della Libertà. Lusignana anche duro, no? Insomma. E per far ottenere a Don Marzari nel 2004, quando Ciampi sdoganò il tricolore, l'inno, il concetto di patria come valore, non come nazionalismo fine a se stesso, come valore, come senso di appartenenza. Quindi merito a Fabio Forti, e nel 2004 Don Marzari, questo non viene ricordato, non viene ricordato che fu liberato nella notte del 29 aprile del 45, mentre era nella cella della morte al Coroneo, e su questo, sul fatto che non fosse finito in Risiera come Paolo Reti, Spazzali, quindi non rivelo, ci darà qualche nuova chiave di lettura con dei documenti che ha esaminato recentemente, per cui non finì in Risiera, fu salvato da un manipolo di Volontari della Libertà guidati da Spaccini, che poi divenne sindaco, che poi ha realizzato quel bellissimo filmato in 16 mm Viva l'Italia, che è un condensato di informazioni, di immagini, ma di emotività, come dire, emotività di folla. Ecco, lì si vedono i funerali dei martiri del 53. E anche dopo, ma questo ripeto è anche ancora più comprensibile per certi aspetti, è curioso che di questi episodi che abbiamo menzionato, seppure velocemente, poi non si sia nemmeno approfittato per costruire delle fiction quello è un altro discorso, ci porterebbe troppo distante. Ecco. Però è peccato che non si conoscano. Però quello che è significativo, questa città è capace di mobilitarsi in certe situazioni. E temo che adesso bisognerà rifarlo nuovamente. Ecco, adesso senza entrare nei temi, ahimè,
del lavoro e basta ricordare i cantieri, la ferriera e in questi periodi, ahimè, Wärtsilä. Ma per i funerali delle vittime del 53 si vede quell'immagine, una roba enorme. Bene, io li ho visti solo con i funerali di Don Edoardo, con un corteo che è partito da Palazzo di Vivante ed è arrivato a Sant'Antonio Nuovo, una fila continua con i negozi che chiudevano le serrande e le persone che uscivano. Quindi una partecipazione di tutta la città, ripeto, da Civitavecchia, anzi da San Vito, Largo Papa Giovanni, a Sant'Antonio, era bloccata tutta la città e ogni 100 metri c'era il cambio di chi portava la bara, portata rigorosamente a spalla da noi e da tutti i suoi ragazzi. Una cosa del genere c'è stata quando sono morti 2 poliziotti in questura. Prima, in tutti quei periodi, quindi quasi 50 anni intermedi, una partecipazione simile per delle persone, quindi non c'era. E non è possibile che oggi ci sia quasi, come dire, difficoltà, perché poi la realtà è che incontri le persone. Stamattina una persona, sfogliando quel numero speciale del nostro periodico, quello che abbiamo fatto del ventennale, che è quello più, questo qua. Ecco, questo numero, ne abbiamo ancora un po' di copie, quindi chi verrà agli eventi di domenica e del giorno 6 vedremo di recuperare un po' di copie da distribuirle, perché sono 56 pagine che raccontano tutta la vita di Don Balzari e tutte le sue attività. Dicevo, sfogliandolo ha detto: ma ho visto mio zio, mio prozio, un altro ha visto il papà nelle foto, e quindi come dire, le attività che Don Balzari ha messo in moto dopo il periodo della guerra, quindi non solo il fatto come dire, politico, perché Don Balzari si è dimostrato un politico di grande raffinatezza, cioè lui ha capito delle cose che sarebbero di attualità oggi. Faccio solo una citazione, perché sennò nei suoi ricordi personali, quando parla di educare i giovani, mette due punti. Educare i giovani al senso dell'obiettività, perché la verità esiste ed è una sola, e a non vivere di rendita, guadagnarsi ora per ora la propria posizione nel mondo. Cioè, quando le ho rilette, i suoi ricordi personali, oltre al libro di Pelascher c'è il volume della Lint, che è ancora reperibile nelle librerie, I Cattolici a Trieste, dove ci sono 10 pagine con i ricordi di Don Balzari, in cui spiega perché ha aderito alla Resistenza, dice anche non senza essermi consultato con chi di dovere. Quindi una frase che dice chiaramente anche del rapporto strettissimo che fin da quando era direttore di Vita Nuova, quindi dal 1938 in poi, aveva con Monsignor Santin. Poi, essendo 2 caratteri forti, hanno avuto anche dei momenti di disaccordo, diciamo, su alcune scelte, però l'orazione andrebbe letta tutta, l'orazione funebre di Santin ai funerali, che era l'8 giugno, quindi 2 giorni dopo la sua morte, a Sant'Antonio, è bellissima, perché ricorda, dice: fu sacerdote prima di tutto e soprattutto. Poi in un'altra parte dice: non si tirò mai indietro quando c'era da sporcarsi le mani, da lavorare. Cioè, mettersi alla stanga, mi pare l'abbia detto Mattarella qualche settimana fa. Cioè, vorremmo far capire che la figura di Don Balzari è sì una figura storica, perché ormai fa parte della storia di Trieste, però ha un'attualità. Lui aveva capito già quella volta che la società progredisce creando lavoro e cultura, la scuola professionale per i giovani, la possibilità per tanti giovani che venivano dall'Istria di frequentare le scuole, di diplomarsi e di laurearsi e poi di assumere dei ruoli importanti nella vita civile. Questa è forse la cosa che la città dovrebbe ricordare. Cioè, se Trieste è riuscita, intanto è riuscita a reclamare il tavolo di pace di Parigi, dove
c'è stato anche Don Marzari a supporto di De Gasperi, ha potuto reclamare l'appartenenza all'Italia grazie al fatto che il tricolore il giorno 30 è stato messo dai volontari della libertà sulla prefettura e sul municipio. E quindi questa è un'intuizione politica rispetto alla prudenza, per esempio, di Santin, alla paura rispetto alla possibile reazione dei tedeschi, la difesa del porto, le vite umane. Santin quella notte, pur venendo da mesi, perché era stato arrestato l'8 febbraio, quindi qualche mese di carcere duro e di torture pesantissime della banda Colotti, prese la decisione di far suonare le sirene. Poi le sirene invece che 5 squilli ne fecero solo 3, ma insomma quindi ci fu l'insurrezione e questa fu un'intuizione politica importante, ma non solo. Passati 40 giorni, quando rientra a Trieste, si mette a rimettere in piedi le associazioni civili, quindi i partiti, Democrazia Cristiana, i sindacati in contrapposizione ai sindacati nella Camera del Lavoro della CGIL attuali, insomma, sì. No? Quindi i sindacati non comunisti, le ACLI, la scuola appunto professionale e subito, immediatamente, l'Opera Figli del Popolo a Palazzo Vivante, che era mezzo diroccato, bombardato, disastrato, anche perché c'era stato per quei 40 giorni un battaglione di partigiani jugoslavi, quindi aveva subito danni notevolissimi, però intuisce che questa è la maniera per far rinascere la città. E lui dice sganciarsi, proprio la parola che usa è sganciarsi prima possibile. Infatti lui rimette in piedi la Democrazia Cristiana, la Lega Nazionale, le ACLI, e dopodiché pian piano se ne tira fuori. In realtà in qualche sua frase c'è un po' di rammarico, perché insomma qualcosa, leggendo tra le righe certe sue espressioni, non era secondo la sua visione. Lui avrebbe per esempio voluto che si chiamasse ancora Partito Popolare perché era un seguace delle idee di Sturzo, quindi aveva una visione e dice, questa devo leggerla per non sbagliare: la nostra lotta è non per il dominio della Chiesa sul mondo, ma perché la Chiesa possa animare il mondo dello spirito evangelico. Quindi il suo concetto era aprire il mondo civile ai cattolici, ma non per prenderne possesso, ma perché restino aperti. Questo concetto di apertura e di libertà di coscienza che aveva già nel famoso articolo del 39, lui parla alle persone che hanno una coscienza libera, che non sono quindi condizionate dal regime, e dirlo nel 39, che fu costretto. L'Opera Figli del Popolo nasce nel 45? Nasce nel 45, ma ufficialmente nel 47. Quindi nel 45, come dire, informalmente raccoglie i primi gruppi di ragazzi che vengono dall'Istria a Palazzo Vivante. E nel 47 nasce formalmente. Quindi manca poco a festeggiare l'80°. Sì. Quando lo festeggiate poi nel 25? Questa è una bella domanda, adesso lo decideremo. Anche perché l'altro anno abbiamo festeggiato i 70 anni della Repubblica dei Ragazzi, che abbiamo festeggiato in ritardo rispetto perché c'era il periodo del Covid e così via. Per cui sì, vedremo se farlo. Insomma, le occasioni, come dire, non mancano, bisogna riempirle, no? Come dicevo prima, far sì che la nostra classe dirigente, la città, senta, anche chi non ha conosciuto Don Marzari, senta questa, come dire, questo influsso. Monsignor Pelaschier dice che probabilmente se Trieste nel periodo del dopoguerra non ha vissuto momenti di violenza anche giovanile di un certo tipo, ma è riuscita anche a creare delle strutture civili solide, è anche grazie a Don Marzari, a questo
questo modo di, questo pensiero se poi facciamo, abbiamo ancora 5 minuti, se poi facciamo diciamo mente locale anche per quanto concerne un po' di storia, ripeto, diciamo del Novecento, dai, sì. Perché forse il concetto di recente è un pochettino più... però se noi facciamo, voglio dire, ci sono esempi di sacerdoti, non, come posso dire, sì, ma anche in prima linea, insomma, no? In prima linea per i diritti, in prima linea per l'educazione, sto pensando... Don Milani. Prego? Don Milani. Sto pensando, anche là mi pare che c'è un anniversario, se non mi sbaglio, in questi sì, c'era in questi giorni perché ne ho visto parecchi articoli e così via. Ma Don Milani arriva dopo Don Marzari. Sì, credo. Sì. Però i concetti di Don Marzari sono perfettamente sovrapponibili a quelli di Don Milani. L'intuizione, allora, ho scritto questo concetto, l'ho scritto anche al giornalista Cazzullo del Corriere, chiedendogli di approfondire. Speriamo mi risponda, perché è veramente importante. Prima dicevo che Marzari è stato anche un raffinato politico. Lui questo l'aveva intuito che solo con la partecipazione diretta dei cattolici e in particolare anche dei sacerdoti, ove possibile, alla lotta di liberazione, la società, la famosa apertura di prima, avrebbe accolto i cattolici che si portavano ancora dietro i non expedit, sì. Quindi c'era ancora un po' di, come dire, di resistenza e di volontà di restare un po' chiusi nelle parrocchie, uso un'espressione che spero nessuno però penso che il concetto sia chiaro. E questo lui lo dice chiaramente: io ho scelto di diventare il presidente di un'associazione così profana come il CLN, il Comitato di Liberazione Nazionale di Trieste, anche per questo motivo, per dimostrare che i cattolici sono attivi. Poi dice anche per contare, lui già dal 1939 è convinto che la guerra per l'Asse o per la generale sia persa, sì. Perché aveva già questa intuizione. E quindi già da quel momento dice: quando finisce la parte guerreggiata bisognerà popolare le istituzioni, ecco perché l'educazione eccetera, e quindi l'intuizione di dire no, noi dobbiamo essere presenti. In più, e qua si vede la figura, il carisma, no? In più dice no, attenzione, noi dobbiamo essere protagonisti, e la prima cosa che fa la notte del 29, quando altri esponenti della Volontari della Libertà gli sottopongono un elenco di persone da arrestare, sì. Ecco, lui strappa l'elenco e dice: perché come presidente posso, come sacerdote, anche evitare perdite inutili. Lui già a Capodistria aveva salvato delle persone dai tedeschi che erano state rastrellate eccetera, mettendosi davanti al plotone e così, quindi aveva già provato che in qualche maniera la figura di un sacerdote, evidente, questo lui strappa quell'elenco, anche con qualche malumore, no? Di qualcuno degli insorti, però lo fa con convinzione, perché vuole portare questo concetto di, non dico di perdono, ma di non violenza. Di non violenza, sì. Perché... E questo, cioè, insomma, non è facile. Non si è saputo poi chi fosse in quell'elenco. Ma qualcuno nel libro di Spazzali qualche nome c'è, però insomma sono state strappate. Sì, probabilmente lui anche vide, l'interpretazione che vide anche qualche nome che secondo lui era dentro per, come dire, per vendetta personale, per qualche altro motivo, e quindi per evitare di fare un errore ha strappato tutto. Ma insomma ci voleva anche un bel coraggio a farlo in un momento davanti sì, poi in quel momento oltretutto, esatto, perché il primo maggio, perché a volte sono i gesti che identificano il primo maggio, lui era in prefettura
E questo lo racconta Vasco Guardiani, che era uno dei volontari della libertà. La prima indicazione era resistiamo, perché arrivano i titini che ordinano via i bracciali tricolore dei volontari della libertà, mettete il bracciale con la stella rossa su fondo bianco e consegnate le armi. La prima indicazione era resistiamo. Poi quando vede che un milite titino punta il fucile su appunto Vasco Guardiani, che voleva difendere la bandiera che era esposta, dice no, abbandoniamo sotto la minaccia delle armi, e lascia scritto, in modo che resti testimonianza che la città non è liberata, è conquistata. È una sottigliezza. È una sottigliezza che però poi ovviamente... Allora, ripioghiamo. Sì, esatto. Ricordiamo gli appuntamenti. Si comincia domenica prossima, 28 maggio, con l'inaugurazione di una mostra fotografica nella Sala Apollonio di Palazzo Vivante. Alle 12. E con una messa alle 12:15 celebrata da Monsignor Crepaldi. Giovedì 1 giugno, questo poi dopo Tele4 la trasmetterà la domenica 4, alle 18 al centro Paolo VI. Don Malnati parlerà di Don Marzali, maestro di fede e di democrazia. Il clou degli appuntamenti invece in programma martedì 6 giugno, che poi è appunto l'anniversario. Che è proprio l'anniversario. Della scomparsa, di nuovo a Palazzo Vivante con una visita guidata, la mostra fotografica che parte alle 17:30, poi un convegno che verrà aperto dai saluti del Vescovo Trevisi, cui seguirà appunto tutta una tavola rotonda che analizzeranno i vari aspetti della figura. Ecco, ancora da ricordare che sempre il giorno 6 alle 11, per chi ha piacere, cimitero di Sant'Anna, andremo a portare un omaggio alla tomba, e la mostra fotografica sarà aperta da lunedì, quindi domenica 28, lunedì 29 a lunedì 5, dalle 17 alle 19 sarà visitabile, quindi auspichiamo che tanti vengano proprio per riconoscersi nelle foto, perché ovviamente molto spazio è stato lasciato alle attività giovanili dal 50 in poi per ovvi motivi. Grazie all'ingegner Gerin per essere stato con noi. Andiamo in pubblicità, poi parliamo di Mare Nord-Est. Allora, eccoci per la seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta. Siamo in compagnia di Roberto Bolelli per parlare dell'edizione 2023 di Mare Nord-Est, che partirà la prossima settimana, dopodomani, il 26 di maggio, per concludersi, dura questo weekend, ecco, esattamente, in pratica. Esatto. Che cos'è Mare Nord-Est ed eventualmente da quanto tempo esiste e come si è poi... perché tutte queste manifestazioni poi nel corso degli anni anche cambiano. Certo. Facciamo la tara dei 2 anni o del periodo pandemico, che lì lasciamo stare, però insomma. È stato dura, però lo stesso non abbiamo mollato, perché siamo riusciti ad organizzare una versione, diciamo così, online, quindi anche in quel periodo siamo riusciti anzi a buttare le basi per poi prendere di nuovo slancio e ripartire. Comunque Mare Nord-Est è 12ª edizione, è un contenitore che ha un obiettivo specifico: sviluppare e promuovere in diversi aspetti la cultura del mare, e lo fa principalmente anche utilizzando lo sport come elemento di attrazione, soprattutto nei confronti delle persone più giovani, dei ragazzi che a nostro modesto avviso rappresentano il fulcro principale sul quale poi andare a appoggiare le basi per lo sviluppo della cultura ambientale. Ma lo fa anche in diverse declinazioni, anche perché noi da quando siamo partiti abbiamo, diciamo così, un'idea, e cioè che Trieste possa tranquillamente aspirare ad essere una capitale anche a livello internazionale della cultura del mare. Questo lo diciamo da molto tempo, fin dall'inizio, ripeto, abbiamo pensato che ci potessero essere le caratteristiche appunto perché questa cosa diventi una realtà, anche perché
perché noi a Trieste abbiamo una cultura scientifica e abbiamo delle realtà che sicuramente sono estremamente importanti, che quindi hanno permesso anche durante Mare Nord-Est, attraverso le sinergie che si sono sviluppate appunto con queste strutture, di essere un punto di riferimento. E mi riferisco specificatamente all'Università di Trieste, all'OGS, per dire alla riserva di Miramare, ma sono tantissimi effettivamente, anche il mondo stesso dell'associazionismo che è molto molto sviluppato qui nella nostra città e nella nostra regione. Noi pensiamo tra l'altro, e poi arriverò al fulcro specifico proprio di uno degli aspetti fondamentali di Mare Nord-Est, che fondamentalmente bisogna creare un sistema che permetta alla città e alla regione di proporsi in maniera proprio efficace sul panorama internazionale, perché la cultura è anche strumento per turismo, è strumento per tutti quegli aspetti anche economici che contraddistinguono una città che vuole avere delle aspirazioni importanti. Tra l'altro si sta andando sempre di più, cioè non è più nemmeno un'ipotesi, ormai è una certezza, no, questa di insistere con determinate manifestazioni, con determinate realtà, anche dal punto di vista turistico, e credo che quest'anno con l'afflusso di turisti che abbiamo e con le manifestazioni che stanno incominciando e che poi proseguiranno per tutta l'estate, penso che sarà veramente l'anno della svolta. Sì, non ci sono dubbi. Infatti per questo bisogna dire che anche le amministrazioni, sia quella comunale che regionale, che hanno coorganizzato l'evento Mare Nord-Est, credono fortemente su questa attenzione che il mondo dell'associazionismo può dare allo sviluppo di queste attività, che fungono poi da elemento trainante per portare le persone a vedere le nostre città. Ma c'è un aspetto ancora più importante che a noi sta molto a cuore. Noi abbiamo da sempre, Mare Nord-Est nasce a tutti gli effetti come manifestazione 12 anni fa, ma il nostro cammino parte ancora prima, 20 anni fa. Noi nasciamo con un obiettivo specifico, che è quello di sviluppare a Trieste, prima città in Italia, un progetto di scuttling, che è un progetto che prevede l'affondamento di nave opportunamente bonificate per la creazione di nuovi, reef, tra virgolette, artificiali per il ripopolamento della flora e della fauna marina. Come si chiama? Qual è il termine? Scuttling. È un termine inglesizzante, ma è un affondamento a tutti gli effetti, che viene fatto come è stato fatto per esempio in Croazia, c'è una vicina Pola, hanno fatto una cosa di questo genere con dei benefici sia da un punto di vista ambientale che da un punto di vista del comparto turistico estremamente importante, cosa che permetterebbe in questo caso di avere un'attrattiva in più per far sì che le persone rimangano più giorni a Trieste, perché da quello che abbiamo letto, dalle analisi che abbiamo fatto, molta gente viene qui per il fine settimana, mentre invece noi dovremmo tentare di far sì, anche nel periodo per esempio invernale, di creare le condizioni affinché il turista possa avere degli elementi di richiamo per poter fare attività e fare qualcosa di diverso. E noi abbiamo pensato che ci potesse essere una fantastica interazione tra il mare, tra tutta la parte del territorio, perché non dimentichiamoci che quando una persona per esempio va sott'acqua si porta dietro la famiglia, e quindi a questo punto potrebbe essere un ottimo sistema per far conoscere il nostro Carso, per far conoscere il nostro ambiente particolare, organizzando per esempio con altre realtà del territorio dei percorsi specifici. Diciamo che questo è sempre stato un po' il nostro obiettivo che vorremmo raggiungere, e devo dire che in questo caso, grazie anche al patrocinio del Ministero dell'Ambiente che quest'anno siamo riusciti ad ottenere, stiamo interagendo proprio per vedere di arrivare al raggiungimento di questo obiettivo. E crediamo fortemente in questa attività, tant'è vero che oramai senza ombra di dubbio possiamo dire che a livello nazionale siamo forse i più profondi conoscitori di questo scuttling di cui si parlava prima, perché lo abbiamo analizzato in tantissimi
sotto tantissimi punti di vista, in tantissime sfaccettature, e devo dire la verità che anche diciamo così, delle realtà presenti sul territorio ci stanno aiutando in questo, proprio per portare a buon fine questo obiettivo. Che secondo me si chiama? Scattling, esattamente. Chissà che cosa. Vabbè. Come si articola poi perché ci sono parecchie iniziative, proprio perché è piuttosto ampio, anzi piuttosto direi abbastanza il settore, no? Quindi sì. Immagino che dovrete ogni volta fare una selezione ad escludendum. Esattamente. Infatti questo un po' testimonia la crescita che abbiamo avuto come Mare Nord-Est, perché all'inizio eravamo noi che fondamentalmente andavamo ad intercettare le persone con l'obiettivo specifico, diciamo, di portarle qui, e in realtà soprattutto da 3 anni, e questo diciamo che è stato un po' la parte positiva del periodo Covid, siamo entrati in contatto prima via web, ma successivamente poi anche di visu, quindi in maniera molto più specifica, con altre con una realtà importantissima, è dell'Accademia Internazionale di Scienze e Tecnica della Subacquea. È una, diciamo così, delle istituzioni più importanti, perché consegna di diritto a coloro che si segnalano per le loro capacità in campo internazionale, consegna appunto il Tridente d'Oro, che è il premio Nobel della Subacquea. È un premio che ha 60 anni di storia, per intenderci, e tra i premiati che l'Accademia è riuscita a dare abbiamo veramente dei nomi eccezionali come Jacques Cousteau, come Enzo Maiorca, e chi più ne ha più ne metta. Quindi veramente abbiamo creato attraverso l'Accademia un connubio veramente estremamente importante, e quindi a Mare Nord-Est, diciamo così, nei padiglioni che abbiamo allestito, ci sarà l'alternarsi delle eccellenze della subacquea a livello mondiale. Segnaliamo anche, diciamo così, degli aspetti un po' particolari, come per esempio un personaggio veramente incredibile, che è questo Theo Mavrostomos, che è l'uomo che in immersione simulata è riuscito a scendere di più sott'acqua, quindi a 701 metri. Sì, esattamente. È una tecnologia quella che ha portato questa persona a fare questa impresa, che è paragonabile sotto certi punti di vista sicuramente alle tecnologie usate a suo tempo per portare l'uomo sulla Luna, perché le tecnologie e le difficoltà... Cioè, questa tecnologia ricrea praticamente le condizioni sottomarine, esattamente, diciamo così, esattamente. E si riesce così facendo a studiare tutto quello che accade sul corpo umano esposto a queste incredibili profondità. Stiamo parlando di più di 70 atmosfere. Ma la persona, come adesso non vorrei sembrare proprio di banalità, sta in una vasca? In questo caso la persona viene compressa a tutti gli effetti in questa camera iperbarica, e viene portata a respirare una diversità di gas incredibili che simulano questa condizione. Tra l'altro è un record che sarà difficilissimo da oltrepassare, perché attualmente le tecnologie hanno escluso, diciamo così, l'utilizzo dell'uomo a queste profondità, perché è stato sostituito dalla tecnologia robotica, ovviamente. Però è un aspetto molto particolare, perché poi tra l'altro l'anno scorso abbiamo premiato l'ideatore, cioè la persona che ha studiato tutti i diagrammi e tutte, diciamo così, le comparazioni possibili a livello di respirazione dei gas, e in questo caso è una persona che è veramente, tra l'altro lavora con la Marina Militare Americana, perché per fare veramente queste cose qua hanno degli utilizzi molto particolari, molto proprio questa per mia curiosità, quanto 24 giorni per tornare su. Cioè, per essere ricompresso e riportato, tra virgolette, alla pressione normale ci ha messo 24 giorni. C'è stato 24 giorni? Sì. No, ci vogliono delle caratteristiche molto particolari. Tra l'altro è un personaggio veramente molto è francese? Lui è francese, anche se di origine greca a tutti gli effetti. Allora voglio dire, da francese Ma poi abbiamo anche un altro personaggio che io reputo eccezionale, che è questo Sergio Davy,
che in termini di imprese ne ha fatto un'altra di quelle pazzesche. Questo Sergio David, che avremo nostro ospite sempre a Mare Nord-Est in Piazza Unità, e racconterà la sua impresa in cui da gommonauta, anzi potrei dire da argonauta a tutti gli effetti, parte con il suo gommone, un gommone grande, importante, di 10 metri, ma è un gommone a tutti gli effetti, e in solitaria prima attraversa il Mar Mediterraneo, poi attraverso l'Oceano Atlantico, poi arriva sempre in solitaria a Panama, lì viene intercettato da un gruppo di pirati che, diciamo così, gli creano più di qualche problema, scappa via, risale sul versante atlantico e arriva a Los Angeles in un tribudio di folla di italo-americani che gli hanno tributato un successo incredibile. Sono 10.000 miglia fatte in solitario con il gommone. Quindi veramente personaggi... Si fermava poi per... diciamo che durante la traversata si fermava fino a un certo punto, perché lui diciamo che alternava i cicli di sonno con i cicli di lavoro e quindi andava, però sì, non è che puoi buttare giù l'ancora lì. Ecco, sì, ma per comprarsi da mangiare, io sono sempre pratico per queste cose, doveva comunque mangiare. Doveva ovviamente, infatti le fotografie che faremo vedere, lui e appunto venerdì pomeriggio nei nostri stand racconterà come è organizzato proprio questa cosa, perché c'è una questione logistica, no? Per intenderci, si è portato dietro qualcosa come 6.000 litri di benzina sul gommone stivati per fare la traversata, perché comunque sono 2.200 miglia. È tutto un sistema particolare, insomma, è un po'... Ecco, diciamo che il concetto è voler portare queste eccellenze, queste anche, diciamo così, queste vene un po' eccentriche, e per catalizzare l'attenzione delle persone e poi parlare invece di cose più serie. Ma no, mi perdoni se la interrompo, parlando di eccentricità eccetera, io ho visto, adesso vorrò anche vederlo un pochettino, però su Netflix c'è un documentario in 4 puntate, perché pare che soprattutto negli Stati Uniti, e questi insomma ormai è palese che non ci stanno tanto con la testa, ci sono delle persone che giocano, ma in maniera molto seria, a fare le sirene e i tritoni. Cioè questi si ficcano le pinne, i monopinne, eccetera, e poi in piscine particolari, non so se si possono chiamare piscine a vista, eccetera, ci sono delle coreografie, delle robe, ma è del resto, insomma, gli americani trovano sempre finché restano a casa loro, quando esportano queste cose da noi è un po' un problema. Un problema, insomma. Però qui siamo invece, però, perché desumo che nel caso del francese ci sia anche una valenza scientifica è eccezionale, una valenza. Allora, lo studioso non è fatto una roba giusto per dire vediamo quanto a fondo riesco ad andare, eccetera, un altro discorso. La sua operazione, se non erro, è la Hydra 7, quindi ci sono state 6 operazioni prima di avvicinamento a questo incredibile risultato. Tra l'altro chi ha coordinato tutto lo studio scientifico è questo Pierre Imbert, che appunto l'anno scorso ha ottenuto il Tridente d'Oro, e noi l'abbiamo avuto nostro ospite a Trieste, ed è, diciamo così, un personaggio di levatura veramente internazionale, il più profondo conoscitore della materia, tant'è vero che lavora con la francese Comex, che è una realtà di assoluto rilievo a livello mondiale nel campo offshore. E poi immagino anche che adesso come adesso, grazie anche alla tecnologia, grazie alla possibilità poi di usufruire di strumentazioni molto particolari, queste piccole grandi imprese vengono anche documentate attraverso video o documentari, eccetera, quindi insomma, c'è anche questo aspetto della cosa. Insomma. È importante sicuramente la parte video, la parte, diciamo, fotografica, ma quello che a noi piace sentire le persone, no? Il racconto, quello che porta a questo, perché poi tra l'altro nel suo racconto spiegherà che ha iniziato insieme ad altre 5 persone questo esperimento, e poi a un certo punto di queste 5, tutti quanti
okay. Assolutamente, per l'amor di Dio, però 5 di questi piano piano hanno mollato perché non si sentivano a loro agio, perché ripeto, respirare questi gas a quelle profondità risulta particolarmente impegnativo, quindi ci vuole quel qualche cosa in più, no, che porta, e quindi è la persona, è sempre l'elemento umano che poi fa la differenza. Lui quando viene? Quando sarà? Lui sarà presente molto probabilmente, anzi non probabilmente, venerdì sicuramente, con la premiazione che viene fatta, e lo aspettiamo con grande impazienza, anche perché attualmente sta ancora lavorando su una piattaforma a Marsiglia, e quindi stiamo tentando di coordinare tutti i voli in maniera tale che non c'è problemi, ma extrema ratio avremo il collegamento via web assolutamente. C'è il volo Venezia-Marsiglia. L'abbiamo che è già tutto pronto. Tra l'altro, è già tutto pronto. Tra l'altro Marsiglia è una città, io lo dico, l'ho visitata qualche anno fa, una città molto bella ed ha una, non so se l'ha vista anche lei, ha una somiglianza con Trieste. Incredibile, per incredibile. In certi momenti... Per la parte montuosa dietro. Sì. In certi momenti dici, ma sono in Carso? No, è incredibile, incredibile. È una bellissima città. C'è una sonanza tra Trieste, Genova e Marsiglia. E io io ho un pessimo ricordo di Genova, che è legato all'ospedale militare di Genova, che non consiglierei al mio peggior nemico, nemmeno al mio peggior nemico, ma come si dice, questo è un altro discorso. Allora, c'è, immagino, anche un discorso che riguarda il mare come ambiente. Beh, c'è un discorso importantissimo che riguarda il mare come ambiente. Intanto ci saranno degli studiosi estremamente diciamo di rilievo che parleranno dell'impatto del meteo sul mare, parleranno di come questo tende a modificare l'orografia, diciamo così, della costiera, per intenderci, e parleranno anche di tutto quello che ruota attorno alle problematiche diciamo così, dell'impatto che l'uomo genera nei confronti del mare. Però quello che a noi interessa molto è far sì che queste eccellenze non rimangano come discorso fine a se stesso, ma che trasferiscano queste cose e lo riescono a fare nella maniera più semplice possibile. Infatti, per questo motivo, nella giornata di domenica mattina abbiamo creato dei laboratori per i bambini, in cui anche avremo la possibilità di parlare di questi problemi, ma di farlo con un linguaggio riservato ai bambini. Quando i bambini interagiscono con queste realtà, sembra incredibile, ma hanno una capacità e una sensibilità pazzesca. E poi sono dei talebani quando devono riprendono i genitori quando non fanno le cose diciamo è giusto intervenire. Tra l'altro, come abbiamo parlato anche ieri, è molto bello perché in questi giorni molto si parla appunto di mare a Trieste su più punti di vista. C'è anche Mare Dire Fare, se non mi sbaglio, che inizia anche in questi giorni. Lì c'è un aspetto quasi interamente dedicato alla questione ambientale, eccetera. Qui giustamente c'è anche un aspetto più ampio che riguarda appunto la ricerca, che riguarda anche la scienza, e che riguarda anche l'avventura, perché poi insomma noi tutti apparteniamo a una generazione che sotto certi aspetti è venuta su con i documentari di Folco Quilici e di Jacques Cousteau. Quindi, insomma, l'uomo e il mare. E comunque a proposito di questo, un altro degli aspetti che noi abbiamo preso in considerazione è la parte storica. Perché nella giornata di domenica mattina avremo 2 appuntamenti, uno riguardante la storia dell'affondamento della Viribus Unitis a Pola e un altro altrettanto importante che è la storia dello Shiré, che è uno sommergibile attualmente, anzi che è stato affondato ad Haifa nel 1942 e che, diciamo così, è stato un po' come si può dire, la punta di diamante della Marina Militare di quel tempo. È una storia affascinantissima che coinvolge la nostra città, perché il comandante dello Shiré era un triestino, un certo Zelig, e i cui tra l'altro familiari sono stati anche invitati e molto probabilmente saranno presenti. Zelig? Sì, Zelig.
con la K di finale, con la K finale. Tra l'altro vedo anche che per parlare della storia delle Viribus Uniti e del suo fondamento a Pola ci sarà anche Ugo Gerini, che è un nostro amico e collega, laddove invece il relitto dello Scirè, 15 anni di studi e ricerche, è affidata a Fabio Ruberti, che è uno storico eccezionale che ha fatto dei lavori incredibili insieme alla Marina Militare. Avremo anche rappresentanti proprio della Marina Militare che, diciamo così, testimonieranno, diciamo così, la loro vicinanza a questo progetto, perché secondo noi il nostro futuro è legato al nostro passato, quindi è innegabile che per conoscere il futuro bisogna conoscere bene anche il passato, e quindi bisogna stare molto attenti a quello che si sta facendo. Non entro in situazioni, guerre, robe, eccetera, però il concetto è che bisogna conoscere realmente le storie, come sono state fatte, e che cosa hanno portato, e quindi riteniamo che anche la parte storica sia fondamentale in un progetto di sviluppo della cultura del mare. Poi diciamo anche la verità, Trieste in questo periodo si sta riappropriando come dire, della sua tradizione portuale, certo, eccetera, e quindi è giusto poi come dire, raccontare del mare in una città che per un po' di tempo forse non è che se ne sia scordata, perché comunque si continua, ma che adesso comunque sta guardando nuovamente chiedo scusa, al mare come luogo dove sviluppare il suo futuro, insomma. Certo, ma noi quando abbiamo iniziato 12 anni fa devo dire che avevamo questa idea molto precisa, e siamo molto contenti che con l'andare del tempo, per ormai 12 anni, questo nostro progetto a tutti gli effetti si sia consolidato, non solamente per quello che facciamo noi, ma in realtà in maniera molto più ampia. Il lavoro fatto dall'autorità portuale è un lavoro talmente eccezionale che oggettivamente ci proietta come Trieste, come città, veramente ad aspirare ad essere un focus importantissimo a livello europeo. Ecco per quale motivo riteniamo che sia importantissimo fare appunto sistema, perché è ovvio che con queste eccellenze in campo ci sia maggiori possibilità di parlare un po' di tutti questi temi che noi di Mare Nord Est tentiamo di fare. Allora ricordatevi che Mare Nord Est inizia dopodomani e si conclude domenica. Penso che tutto si svolga in Piazza Unità, perché tutto ho in visto Piazza Unità d'Italia, esattamente, in Piazza Unità d'Italia. Le strutture, eccetera. Non occorre niente per intervenire, è ingresso libero? È ingresso libero, chiaramente, però è preferibile casomai organizzarsi con una prenotazione, certo, perché i posti comunque a sedere sono limitati, quindi chiediamo che anche per una questione proprio, diciamo, di organizzarci al meglio, di dare un colpo di telefono. Basta andare sul nostro sito www.marenordest.it, lì c'è il link per l'organizzazione, dare un colpo di telefono, mandare una mail al 100%. Allora io ringrazio Roberto Borelli, che di Mare Nord Est è il general manager, buon lavoro, grazie ancora per essere stato con noi, e noi ci vediamo domani come sempre alle ore 18. Di solito la puntata del giovedì è quella dedicata a temi che hanno a che fare con il sociale. Buona serata a tutti, arrivederci. Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR